Sì, mi è arrivata, la sto guardando adesso, sì. Amore, metti giù il telefono a fare una consegna. Un minuto, un minuto. Un minuto, amico! Coco, date una calmata, amore, ma guarda sto qua, ti devi soffiare il naso massa forte se venivo fuori da tutto il cervello. Aspetti che sono al telefono. Metti su che il telefono, se no ti dà una sciaffa così forte che parlarti a seconda che da cercarti con Google Maps. Scusa un secondo. Ti dà talmente tanti cartoni che ti parla di essere su Rai Yo-Yo. Assa qua sta busta e va via, per favore, mi lasci lavorare. Senti, amore, non sai che il fenicottero si mette così perché se devo fare stretching, d'accordo? Hop, hop, hop. Maggi, raccontami qualcosa di te, delle tue passioni, che so. Hai animali in casa? Sì, sono piene di formighe. No, intendevo domestici. No, domestici no, neanche siamo abbastanza poveri, siamo umili. No. Fa mia mamma i mestieri. No, intendevo animali domestici. Cosa vedi? Scusa se rido, ma è prima che sento animali domestici. Se i cani si possono stirare, tipo. No. Metti una scimmia se ti arresti ti pareggia a tavola, però animali domestici. Allora, rifacciamo Maci. Hai animali domestici in casa, cioè a parte le formiche? Altri Sì, animali? sì, Ecco. sì. Beh, ora, una volta che avevo un sorse, un topolino. Ma netà a casa no? No, ma non era sporco, sai che i caviette che si trova in giro, no? Perché mio papà mi aveva comprato come regalino una sagra, una fiera, non mi ricordo. Sai che vendi su quei chioschetti e tartarughine, pesci rossi. Un piccolo animale. Sì, poi 2 euro. E mio papà mi ha portato a casa il topolino. Sì. Però è morto. Ah. Sì, perché a casa che avevo un gatto che si chiama sto topo, sì. E si è morto anche il gatto. Perché vicino di casa aveva un cane che quando ho visto la scena è andato a mordere il gatto che aveva mangiato il topo che mi aveva comprato mio papà a sta fiera. E ora il padrone del cane ha tirato un bastone che ha preso il cane che aveva morsicato il gatto che ha mangiato il topo che mio papà aveva comprato a sta fiera. Dove che era? Fiera Este. Sì. E dopo esiste un incendio che inceneria sti con il bastone che aveva ciappato e il cane che aveva morsicato il gatto che ha mangiato il topo che mio papà aveva comprato a sta fiera Este. Insomma, dopo che c'è stato un mucchio di casini si è passato a uno scaveglione con un violino e ha scritto una canzone. Ha fatto i miliardi. Messo a casa con i sorsi. Io scrivo formiche. Formiche. Sì.